Massimo, vedi tu che sorriso che ho, perché adesso la domanda te la faccio. Dimmi, Cosa bolle in pentola? guarda qua. Oh signor. Senti, facciamo le inalazioni quasi. Questi i famosi? Gli ossi di porco o gli ossi di mascio, come Avete dice. capito? Gli ossi di porco, che sono lì che i boie da quanto tempo? E da stamattina alle 9, 3 ore. 3 ore buone. E poi vengono serviti e vanno accompagnati con... Esatto, con la pearà. Con la naturalmente, pearà. Da veronesi. Com'è nata questa idea? Perché qua nel paese, essendo tutte aziende agricole, essendo tutti agricoltori, è questa tradizione e me l'ha proposto loro, guarda, che sarebbe gli ossi di porco, che è la tradizione dei maiali tutti insieme, può darsi farli qua al ristorante. E abbiamo provato e abbiamo visto che è un gran riscontro, anche perché non li fa più nessuno, e così abbiamo portato avanti questa tradizione. È una tradizione che ottimizza il cibo, sapete perché? Perché una volta, come si dice, del maiale, Non si butta via niente. ossi compresi, e dopo a tavola questi come vi mangiate? Ecco, con la perà, verdure, con le mani naturalmente. Ah, se rosica. Esatto, esatto. Allora quasi quasi voglio sentarmi. Esatto, esatto. Voglia di rosicare ancora. Esatto. Grazie Massimo. Grazie. Dove sale? Dove sale? Era. Ciao ragazzi. Ottimo, tutto ottimo, Buon.